Ferto in semifinale, invece il successo sul Brindisi, che sicuramente era la formazione che doveva approdare in teoria alla finalissima. Pronostici che sono stati letteralmente stravolti. Benjamin Ortner pareggia i conti, punteggio di 2-2 dopo 45 secondi. Appuntamento con la storia per la Dinamo Banco di Sardegna, che sicuramente costituisce la sorpresa di questa Final 8, non certo perché è arrivato in finale, ma perché ha eliminato l'Olimpia Milano, che era la grandissima favorita. Omar Thomas finta il tiro, incursione, appoggia al vetro, non c'è rimbalzo di Tessitori, fuori per Travis Diner. Su lui in questo momento c'è Josh Carter, c'è il blocco di Tessitori, adesso c'è Ortner, Travis Diner da 3, realizza TD12, primi 3 punti per lui, grandissima prova contro Reggio Emilia, 26 punti, 11 su 15 al tiro, 5 assist. TD12 che è tornato quello dello scorso anno, prova a rispondere, Heinz non trova la via del canestro, il rimbalzo è per Mandrek Din da 3, prova ancora il giocatore di Fondulac, non va il rimbalzo, e di Nelson, apertura, Eric Green, attenzione, un buon arresto e tiro per l'ultimo capocannoniere dell'NCAA e subito sono 2 punti per lui. Punteggio di 5-4, si gioca a buoni ritmi e questo è sicuramente un bene per la formazione allenata da Sacchetti. Ancora prova a rispondere Travis Diner, la palla gioca sul ferro, il rimbalzo di Carter, subito viene servito Heinz, ancora vediamo se attacca il canestro, no, c'è il pick and roll, sfera per Nelson, attenzione, un buon tiro, scheggia a malapena il ferro, l'esperto giocatore che ha militato in Spagna nell'ultima stagione, ancora sfera per Tessitori, rinuncia a giocare 1 contro 1, ancora Drake Diner, su di lui c'è Heinz, Tessitori si libera, all'ancata di Ortner, attenzione, 4 secondi per andare al tiro, tira un allontanamento, non va, rimbalzo del mister utilità Omar Thomas, ancora TD12, altri 24 secondi per l'azione della Dinamo Banco di Sardegna. Travis Diner cerca Omar Thomas, pallone in post basso per Caleb Green, ancora fuori per Omar, ancora il giocatore originario di Tulsa, Omar Thomas, incursione, appoggia al vetro e ancora altri 2 punti per Omar Thomas, sono 2 punti per lui. Dopo l'errore in precedenza, giocatore classe 1982. Ricordiamo che nella Dinamo c'è un giocatore che ha vinto la Coppa Italia, è Marquis Green. La palla di Green gioca, dell'altro Green, di Eric, gioca sul ferro, contropiede Dinamo, buon tiro per Omar Thomas, sbaglia la deviazione di Ortner che poi salva la partita, ancora supera la metà campo, transizione per Siena, penetrazione di Nelson, c'è l'ancata di Tessitori, fischiano gli arbitri. Primo fallo per lui, ricordiamo gli arbitri, i direttori di gara sono Gianluca Mattioli, Alessandro Martolini e Carmelo Patevnico, che ha fischiato la sanzione contro Tessitori, inquadrato Meo Sacchetti, bellissima la scena dell'abbraccio, il bacio tra Meo Sacchetti e la moglie Olimpia dopo il miracolo contro Milano. Ancora, circolazione di palla. Penetrazione di Heinz, scarico per Josh Carter, un buon tiratore da 3, infatti lo mette, sono 3 punti di Carter, attenzione c'è anche il tiro libero supplementare dopo il fallo su di lui di Omar Thomas. Vedete il fallo abbastanza netto, Carter specialista nel tiro pesante, Josh Carter nativo di Dallas, 27 anni, uno che da 3 tira con quasi il 44%. Completa il gioco col tiro libero dalla lunetta, 4 punti per Carter, quindi sorpasso per Siena. 4 minuti di gioco, pick and roll tra Travis Diner e Tessitori, si libera Omar Thomas, pallone per Caleb Green che non riesce a controllare. Sguardo d'intesa tra i due, peccato, palla forse un po' troppo forte questo passaggio. Punteggio di 8-7 per Siena, con la Dinamo Sassari che forse ha trovato nella vittoria con Milano la scintilla che può valere la svolta di una stagione, quella svolta ampiamente cercata. Ricordiamo 6 sconfitte nelle ultime 8 partite di campionato per la Dinamo Banco di Sardegna. Benjamin Ortner
penetrazione di Heinz, la stoppata, ci mette una pezza Green, palla contro il ginocchio di Caleb Green, dell'altro Green. Ci sono 3 Green iscritti al referto oggi e 2 in campo. Vedete che bella stoppata di Caleb su Eric Green, che ricordiamo scelto col numero 46 da Utah Jazz e poi girato a Denver. E proprio i buoni uffici di coach Crespi con Denver hanno fatto sì che questo giocatore andasse a fare esperienza in Italia. Lui con Virginia Tech è stato il miglior realizzatore l'anno scorso dell'intera NCAA. Medie punti cresciuto ogni anno, il primo anno 2,6 e lui si è richiuso in palestra. Io sono diventato Gimrat, ha detto. E dall'altra parte invece un altro che fa sempre canestro, Caleb Green, 3 punti per lui, grande protagonista delle prime 2 partite. Ricordiamo in campionato 16 punti in media partita con quasi il 38% da 3 punti. Pallone sotto per Ortner che sbaglia la schiacciata. Attenzione, errore marchiano di Benjamin Ortner, uno dei migliori di Siena nelle prime 2 giornate. Pesta la riga laterale Caleb Green. L'arbitro era lì a un passo, quindi un fischio ineccepibile. Infatti a momenti andava a ricevere in tribuna nella prima fila il buon Caleb. 5 minuti e 15 secondi di gioco dall'inizio del primo quarto con la Dinamo in vantaggio. Circolazione di palla che premia Green, il rimbalzo è ancora di Travis Diner, molto presente la linguaggio del corpo, un altro giocatore rispetto alle ultime uscite prima di questa Coppa Italia. Doppietta di Caleb Green da 3 punti, sono 6 per lui. La Dinamo prova all'allungo, 13-8 per la formazione di Sacchetti. Riceve Josh Carter, ancora Eric Green, si libera Josh Carter, non riceve stavolta, invece Heinz, pallone per Nelson, buon tiro per lui, un tiro aperto, primo ferro, non è giornata per Nelson, bello scarico per Green, alla fine il canestro è di Ortner che dà lo schiaffetto vincente, 4 per lui. Più 3 per la Dinamo. 6 minuti di gioco, sfera ancora per Caleb Green. Travis Diner prova a sfruttare il blocco di Tessitori, scocca da 3, non va, il rimbalzo di Carter, c'è fallo in attacco, fischiato contro Amedeo Tessitori, il classe 94 nativo di Pisa, che adesso lascerà il campo perché abbiamo visto un paio di cambi nelle file della Dinamo Banco di Sardegna. Uno di questi due è sicuramente Drew Gordon, ottimo contro Reggio Emilia, recuperato in extremis, addirittura Mio Sacchetti aveva detto non l'avremo per la Coppa Italia, poi dopo l'assenza contro Milano il recupero, ancora ci mette la mano a proposito del recupero Drake Diner, poi recupera definitivamente il pallone, anche Caleb Green supera la rete a campo Travis Diner, su di lui abbiamo Heinz, circolazione di palla, Caleb Green attacca Nelson, step back, il tiro però è troppo corto. La palla si spegne sul fondo e quindi la sfera nelle mani dei campioni d'Italia del Siena. Ricordiamo, dominatori 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, Final 8 che sono state inaugurate nel 2000, Final 4 invece di Coppa Italia del 1990, prima invece c'era una serie di gironi, però la Coppa Italia, attenzione, ancora Caleb Green. Solitamente non inganna, solo delle grandi squadre hanno conquistato la Coppa Italia. Per quanto riguarda le sorprese, spazio solo per Verona nel 91, Napoli nel 68 e Avellino nel 2008. Batti ribatti, Siena sbaglia, ancora c'è il rimbalzo di Spencer Nelson, si incarta un po', viene raddoppiato dalla premiata ditta Gordon. Caleb Green, incursione, ancora Heinz, sbaglia ancora e alla fine puntualissimo Benjamin Ortner va a realizzare il suo 6° punto. Grande inizio per questo giocatore, il miglior giocatore di sempre per quanto riguarda il basket austriaco, Benjamin Ortner. Tante stagioni in Italia, la 9ª stagione in Italia. Drake Diner non va, la deviazione è di Siena.
e quindi ancora palla nelle mani della compagine di Meo Sacchetti, dicevamo, di Benjamin Horner, nativo di Innsbruck. 5 punti di media partita, 13 minuti di utilizzo in campionato, 53% da 2 punti, 3 rimbalzi, non tira mai da 3, tra l'altro figlio di un professore universitario all'Università di Innsbruck, il padre insegnante di matematica, dicevamo. 3 fratelli, di cui 2 insegnanti di sci, lobby della bicicletta, delle camminate in montagna. Pensate che al college si alzava ogni giorno alle 4:30 di mattina per arrivare in palestra alle 5 ed iniziare l'allenamento alle 6. Un altro Gimrat di... Intanto subito è entrato Jack Devecchi, subito il marchio di fabbrica del ministro della difesa con una palla recuperata. Marquis Green, pallone per Drew Gordon. Bellissimo gioco a 2 tra l'asse play pivot della Dinamo Banco di Sardegna e Drew Gordon. Primi 2 punti per lui e anche possibilità di un gioco da 3 punti col tiro libero supplementare. Primo pallone tra Rest. Questo giocatore che sicuramente ha dato tanta intensità, tanta vitalità alla Dinamo Banco di Sardegna, però la sua assenza non si è sentita contro l'Armani. Completa il gioco da 3 punti Drew Gordon, anche se c'è un dato: Lawal, il miglior realizzatore della formazione milanese, però alla fin fine la Dinamo è riuscita a far sua la partita. Si vede anche Matt Jennings, lo riconoscete dalla fascia sul braccio sinistro. Lui tra l'altro grandissimo tiratore di mancino, uno dei giocatori dei pretoriani di coach Crespi. Sbaglia da 3 punti Heinz, che commette anche il fallo su Jack Devecchi, che è salito veramente in cielo. Questo giocatore che è bianco ma solo per finta, perché salta quanto un Colored. 18-12 con Sassari assolutamente in controllo in questo inizio di gara. La paura della Dinamo è sicuramente quella di evitare di far scappare la compagine di coach Crespi. Supera la metà campo Marquis Green, che abbiamo detto lui l'ha vinta con Avellino nel 2008 questa Coppa Italia. Pallone ancora per Brian Sacchetti, che anche lui è appena entrato sul parquet, prova da 3 punti Drake, non va, ancora il rimbalzo di Thomas Ress, quintetti rivoluzionati. Appena avremo un attimo di pausa vedremo i 5 delle 2 squadre in campo. Josh Carter riceve Matt Jennings, prova a portare spalla a canestro Marquis Green, viene raddoppiato da Brian Sacchetti. Ottima la rotazione difensiva della formazione di coach Meo e prova da 3 da fuori Thomas Ress, non va il tiro del capitano di Siena. Pick and roll tra Sacchetti e Marquis Green, adesso c'è il mismatch, prova a attaccare Otello Hunter, l'ex di giornata Marquis Green. Attenzione, 23 secondi al termine del primo quarto, bella palla per Brian, ancora dietro schiena, penetrazione, Marquis ci mette la mano, Matt Jennings recupera la palla, sfera per Heinz. Ultimo attacco, 5 secondi, incursione, pallone per Hunter che schiaccia, e per il 18-14 per la Dinamo dopo i primi 10 minuti di gioco. Linea regia.